La voglia di ripartire è grande in tutti noi, in questa ma anche in tutte le altre attività. Ecco, per noi questa è veramente una primavera di ripartenza dopo essere stati fermi 2 anni, per cui adesso si riparte con spirito nuovo, con volontà nuova e anche con volontari nuovi. Ecco, c'è bisogno sempre di freschezza e è quello che poi ci fa andare avanti. Ecco, per quanto riguarda la mostra del vino, noi siamo caratteristici perché abbiamo 22 produttori che comunque hanno territori qui a Refronto, per cui è veramente una mostra localizzata e focalizzata su una realtà ben specifica e questo ci caratterizza e ci fa anche onore. Per questa iniziativa devo ringraziare soprattutto la Proloco perché è quella che è l'associazione che si occupa in toto di gestire e realizzare e preparare questa mostra, per cui il plauso va sicuramente al Presidente e a tutti i volontari. Quest'anno tra l'altro presenta anche delle iniziative collaterali molto particolari. Al piano primo, dove c'è la barchessa, sopra quindi la mostra del vino, c'è una mostra di bonsai curata dall'associazione Bonsai di Conegliano e poi una mostra di burattini, anche questa molto, io l'ho vista molto particolare, molto bella e quindi invito tutti a visitarla. Inoltre per domani, la giornata di domani, ecco, Refronto non è solo un territorio di vino, è anche un territorio di storie, di fatte, di fave. Ecco, e domani i ragazzi della Proloco hanno organizzato un viaggio, un piccolo viaggio all'interno dei nostri boschi alla ricerca appunto di questi personaggi mitici, particolari, favolistici. Dispiace relativamente perché ormai le prenotazioni per questo giro sono è già sold out, per cui chi c'è, chi non c'è vedremo di chiedere se possono riproporla. Evidentemente è stata una cosa interessante che ha avuto subito un ottimo riscontro, quindi bene, bravi i ragazzi che hanno avuto questa idea e appunto adesso vediamo l'effetto, vediamo di riproporla. Speriamo che tutto vada bene, cioè questa è la cosa più essenziale. Lo spirito c'è, la voglia di ricominciare anche, speriamo che le cose vadano bene, insomma, ecco, ci siamo quest'anno. E abbiamo già fatto una bozza delle prossime iniziative, adesso speriamo di finire in bellezza questa mostra e dopo sicuramente ci tufferemo per la prossima manifestazione che sarà quella del Santo Patrono Santa Margherita il 20 di luglio. È il prossimo traguardo e vedremo di organizzarlo al meglio anche quello, insomma, ecco. L'augurio è quello che le cose vadano tutto bene per il verso giusto, che non ci siano inconvenienti e nessuno si faccia male, questa è la cosa più essenziale. E dopo che anche il pubblico e la gente capisca che noi siamo dei volontari, ce la mettiamo tutta e se qualcosa non va per il verso giusto ci scusino perché purtroppo cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco, questo è lo spirito nostro. È proprio l'anno della ripartenza che stiamo vivendo, anche inaspettata in questi termini, perché c'è un grande entusiasmo, c'è una grande risposta anche da parte del pubblico, delle persone che frequentano le nostre manifestazioni, in particolare questa della Primavera e Prosecco, con numeri che non vedevamo da tantissimo tempo in pieno aumento, e questo dà anche soddisfazione a tutti noi volontari che vediamo che non è sprecato il nostro lavoro, ma anzi è un aiuto per animare il territorio e per valorizzarlo sempre di più. Dal punto di vista sia economico che turistico, secondo lei qual è la rilevanza del lavoro delle Proloco sul territorio? C'è un valore che è importante, ma soprattutto è un valore difficilmente monetizzabile, vuol dire creare l'accoglienza nel territorio, animarlo, far star bene le persone che vengono in questo nostro territorio. Poi quanto vale tutto questo non glielo so dire, per me è un valore unico perché in località come le nostre, in zone come queste è importante al di là dei prodotti che trovano anche l'accoglienza che trovano. Si può finalmente organizzare e partecipare a queste rassegne che servono a valorizzare quello che è il prodotto del nostro Made in Italy e le nostre eccellenze. E questo non è soltanto dal punto di vista economico ma anche da un punto di vista morale e psicologico, perché finalmente si può ritrovare e partecipare e condividere assieme a questi importanti eventi. Io per quello che dall'Europa devo dire che combattiamo spesso delle battaglie importanti per i prodotti, soprattutto per il vino. Quest'anno abbiamo avuto il problema del Nutri-Score che volevano mettere la lettera F e il problema del Prosek, sapete che c'è questa diatriba ancora in corso. Quindi l'Europa devo dire che sta combattendo e stiamo portando a casa dei risultati, però per noi è importante avere questo collegamento. Noi difendiamo e tuteliamo il vino,
qui è necessario promuoverlo perché è importante da un punto di vista economico per il nostro territorio, la nostra realtà e la nostra regione, anche perché diciamo, i prodotti del Veneto sono i migliori in Italia e anche in Europa, per cui ritengo che sia una cosa fondamentale.